Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno pensato ad una proposta di recovery fund da 500 miliardi per far sì che l'Europa esca rafforzata, unita e solidale da questa crisi. È decisivo, ha aggiunto la cancelliera, che un tale fondo sia rispettoso dei trattati e che rispecchi l'autonomia dei diversi Stati membri dell'Unione Europea. Il coronavirus ha avuto un impatto diverso su ciascun paese, il che mette a rischio la coesione dell'Unione. Per questo è necessario uno sforzo straordinario e unico al quale Germania e Francia sono pronti. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, rivolgendosi agli omologhi di alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania e Austria, ha detto che non devono esserci blacklist per i turisti. Dal 3 giugno l'Italia ripartirà a 360 gradi, ci si potrà muovere tra le regioni e saremo pronti ad accogliere in sicurezza i cittadini europei che vorranno passare le loro ferie in Italia. Le nostre strutture sono pronte, preparate e all'avanguardia. L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell'impresa. Lo precisa l'INAIL, dopo che Confindustria aveva chiesto di sgomberare il campo da interpretazioni che avrebbero potuto generare equivoci. Il datore di lavoro, spiega l'istituto, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Con l'apertura agli spostamenti in auto, molti non sanno come comportarsi. Facciamo un esempio: se nella macchina c'è un gruppo di amici che non hanno convissuto durante il lockdown e successivamente, rimane la regola del guidatore più una persona nel posto dietro opposto per mantenere il metro di distanza. Se nella macchina ci sono persone che hanno avuto lo stesso indirizzo civico durante il lockdown, allora possono sfruttare tutti i posti a disposizione.